Siamo nel Vicolo Gozza, una zona centrale di Agrigento in via Atenea, dove sono state derubate due turiste tedesche venute qui ad Agrigento per visitare la nostra città. Tre cittadini nordafricani hanno sfondato la finestra della loro camera da letto portando via due macchine fotografiche, un cellulare e 100 euro. Immediate le reazioni, il sindaco di Agrigento Marco Zambuto chiede scusa a nome della città. Le ragazze sono partite nella primissima mattinata di oggi e ho voluto dare alle ragazze una lettera con la quale appunto manifestare da parte della città un messaggio che è un messaggio invece di accoglienza, un messaggio di pace, un messaggio che lei vuole rinvitare a tornare ad Agrigento. Questo fatto di cronaca avvenuto nell'appena trascorso weekend ovviamente è un campanello d'allarme, perché comunque ad Agrigento è dilagante e in continuo aumento il fattore crimini e reati di questa tipologia. Non c'è dubbio che c'è un fenomeno di disagio sociale ed economico che però chiaramente non può portare a giustificare questo tipo di condotte. Oggi la conferenza stampa indetta dal sindaco Marco Zambuto proprio per chiarire e chiedere scusa in nome della città. Un evento grave, quello avvenuto il fine settimana, che ovviamente arreca un forte danno all'immagine agrigentina, già non prestigiosa dal punto di vista turistico. Ecco qual è l'intervento che lei vuole dare e il messaggio che si vuole lanciare soprattutto. Questo episodio sicuramente non ci pone bene nell'ospitalità e quindi nell'accoglienza del turista, ma sicuramente pone appunto due grandi problemi che saranno attenzionate nei prossimi giorni alle autorità giudiziarie e alle autorità di controllo. Cioè, la prima è appunto la possibilità, la concreta possibilità che in ogni angolo della città possa succedere qualcosa di grave, quindi controllo del territorio. La seconda è che comunque attività prettamente familiari come possono essere bed and breakfast hanno poche e semplici regole. E tantissimi proprietari di bed and breakfast ad Agrigento le applicano nella maniera perfetta, tanti altri purtroppo non li applicano. Si evince che c'era anche qualche problema quindi da parte dei gestori del bed and breakfast? Ma sicuramente se fai un giro di tutti i bed and breakfast ad Agrigento sono più di 100 quelli autorizzati e classificati. Non tutti i 100 operano, non tutti i 100 hanno secondo noi i requisiti minimi per poter operare e che quindi fanno scadere il servizio e la qualità nei confronti del turista.